buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Allarme fontane di lava sull'Etna, allerta gialla della Protezione Civile, vietato avvicinarsi alla sommità. Dopo 28 anni torna attivo il cratere di Nord-Est, spettacolare attività eruttiva, avviso rosso per l'aviazione, ma i voli su Fontana Rossa restano regolari. L'inchiesta sugli appalti illeciti nella sanità, respinta la richiesta di scarcerazione di Cuffaro, l'ex governatore resta ai domiciliari, confermata la misura anche per l'ex autista Raso, e resta ai domiciliari anche Francesco Stagno Dal Contres, ex primario di chirurgia plastica al Policlinico di Messina. Palermo violenta, distrutta con un piccone la vetrina di un locale a pochi passi dal Politeama. Bottino, soli 10 euro. Intanto non si spegne la polemica per l'impegno di guardie giurate private per rafforzare i controlli nel periodo delle feste. Tempo instabile con forti raffiche di vento, cielo coperto e a tratti anche pioggia, ma a Palermo è boom di turisti. Fra Natale e Capodanno si calcola saranno oltre 115.000 i passeggeri in transito dall'aeroporto. E nel periodo delle feste il rito degli avanzi a tavola sembra ormai essere diventato un punto fermo nelle abitudini alimentari anche dei siciliani. Secondo Coldiretti, l'84% delle famiglie per Santo Stefano ha consumato quello che non aveva mangiato tra vigilia e pranzo di Natale. Calcio in Serie C, in vista del primo impegno del 2026 il Catania domani torna ad allenarsi e dal mercato potrebbe anche arrivare il colpo di inizio anno. In Serie B il Palermo vince in casa al Barbera contro il Padova 1-0. Bentrovati, in apertura andiamo sull'Etna dove l'attività eruttiva continua a più velocità, ma la Protezione Civile aumenta l'allerta che adesso è gialla, interdette le zone sommitali, operativo l'aeroporto di Catania, mentre c'è polemica per un video fake creato con l'intelligenza artificiale che racconta una falsa immagine dell'Etna in eruzione. Sentiamo Orazio Longo. La regola dell'Etna è non avere regole, stop and go, usando un linguaggio motoristico per dire che quando una colata sta finendo non è detto che stia finendo davvero e che invece non ricominci subito dopo. È quello che succede in queste ore. L'Etna parte, si ferma, poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con la sua spettacolare attività eruttiva, mentre un nuovo episodio di fontana di lava inizia al cratere di Nord-Est. Il suo primo parossismo dopo 28 anni, osserva il vulcanologo Boris Benker, ricordando che il Nord-Est è il più antico dei 4 crateri sommitali che per oltre 40 anni è stato il punto più alto del vulcano, prima di essere superato nell'estate del 2021 dal cratere di sud-est. L'attività, segnala l'INGV di Catania, conta getti di lava alti 300-400 metri e una colonna carica di materiale incandescente che si è alzata per alcuni chilometri sopra la cima per poi essere spinta dal vento verso ovest. Nel contempo è continuata una modesta attività esplosiva dalla bocca apertasi sul fianco orientale del voragine. Il tutto è comunque concentrato nella zona sommitale. La Protezione Civile regionale ha attivato la fase operativa di allarme per i comuni dell'area etnea, mentre il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha disposto il passaggio di allerta da verde a giallo. Operativo l'aeroporto Bellini di Catania nonostante l'allerta rossa. E questo invece è il video fake prodotto con l'intelligenza artificiale e diffuso su pagine social. Si vedono bombe di pietra lanciate da uno dei crateri, immagini false che sembrano reali, condivise da migliaia di persone, visualizzate da quasi 1 milione di profili. Dura la reazione delle guide vulcanologiche. Sono video inutili che arrecano danno all'immagine del territorio e procurato allarme, hanno detto. L'inchiesta sulla sanità siciliana ha respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per Cuffaro. L'ex governatore resta dunque ai domiciliari. Marco Carli. Il riesame respinge il ricorso e l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro resta ai domiciliari. È accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai legali di Cuffaro e l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio. Salvatore Cuffaro è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo sulla sanità siciliana, su appalti pilotati e concorsi pubblici in aziende sanitarie e ospedaliere. L'ex presidente della regione siciliana è accusato di aver avuto un ruolo
ruolo apicale in un comitato d'affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame portata avanti dall'ex autista e fedelissimo di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell'inchiesta a cui era stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale della Libertà di Palermo aveva respinto anche la richiesta di riesame formulata per Roberto Colletti, ex manager di Villa Sofia e Civico, anche lui indagato nell'inchiesta sulla corruzione nella sanità. Confermati gli arresti domiciliari. E resta ai domiciliari anche Francesco Stagno dal Contrex, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina. Anche in questo caso il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare. Dal Contres è accusato di essere al centro di un giro di mazzette dalle case farmaceutiche con l'accusa di concussione, corruzione e truffa aggravata. È morto Lorenzo Reina, l'artista e pastore che ha creato il Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisisiana nell'Agrigentino, una straordinaria opera immersa tra i monti. È stato trovato senza vita questa mattina dai familiari all'interno della sua proprietà. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto a cause naturali. Reina era conosciuto per la sua capacità di fondere arte, natura e spiritualità, trasformando un luogo aspro e isolato in un simbolo di bellezza e meditazione. Lo vedete, il Teatro Andromeda, costruito pietra dopo pietra, è diventato una delle mete artistiche più suggestive della Sicilia. Andiamo alla cronaca adesso con Palermo violenta, distrutta con un piccone la vetrina di un locale a pochi passi dal Politeama. Il bottino soli 10 euro, l'ennesimo episodio di un clima che non tranquillizza i cittadini intorno alle 4 di mattina. Avvenuto. Marco Gula. Con un piccone un uomo distrugge la vetrata di un locale. È accaduto intorno alle 4 di stamattina in via Villafranca, a Palermo, a pochi passi da piazza Castelnuovo. L'interazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano una persona che, dopo aver distrutto il vetro, entra nel locale e porta via una cassettina di sicurezza con all'interno 10 euro e 2 bottiglie di alcolici. Per il locale si tratta della seconda spaccata nel giro di un anno. L'uomo ha il tempo di uscire tramite il varco che si è creato mentre l'allarme suona già da un po'. Un altro episodio che si lega al filone di insicurezza che ormai regna in città. Qualche giorno fa il ferimento di una ragazza colpita dalla pallottola di un fucile in possesso di un ragazzo di 21 anni. Giuseppe Calì resta in carcere. Oltre alla detenzione del fucile, per cui è scattata la flagranza di reato, Calì è indagato anche per tentato omicidio, ma la lista delle contestazioni potrebbe cambiare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non crede alla versione del ragazzo, che ha detto di aver trovato il fucile in un cassonetto e di aver sparato accidentalmente. E non si arresta la polemica a Palermo per l'appalto attraverso il quale il Comune ha deciso di ricorrere ad un'azienda privata di guardie giurate per rafforzare i controlli in città nel periodo delle feste. Ci racconta tutto Maglio Viola. 40.000 euro per 30 vigilantes impegnati per 9 giorni dal centro alla periferia. È polemica sulla scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere ad un'azienda di vigilanza privata nel periodo delle feste in città per rafforzare i controlli. Una interrogazione è stata presentata dalla consigliera del PD Mariangela Di Ganci, che contesta l'affidamento diretto dell'incarico alla Sicurtrasport, quindi senza gara e senza passare dal Consiglio Comunale, ma contesta anche l'efficacia del ricorso alla vigilanza privata, visto che le guardie giurate non hanno potere di polizia. Dall'amministrazione comunale replicano ricordando che le pattuglie non girano da sole ma insieme ai vigili urbani. Sul fronte di cittadini e commercianti l'idea invece viene salutata con favore. Per il Codacons la norma lo prevede, ma non bisogna dimenticare che deve essere comunque lo Stato a garantire sicurezza in via prioritaria. D'accordo Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, per la quale il ricorso alla vigilanza privata è comunque un buon provvedimento tampone. Non possiamo permetterci assolutamente di disperdere il patrimonio di Palermo accogliente, Palermo bella, mai e poi mai Palermo insicura e violenta. Stiamo percependo una maggiore presenza delle istituzioni, dello Stato, delle forze dell'ordine, e questo è importante che continui in questa direzione con ancora più incisività, con ancora più risultati. Intanto la notte di Natale i vigilanti hanno impedito una incursione nel cantiere di ristrutturazione del Palazzo delle Aquile, sede storica del comune di Palermo, attualmente chiusa per lavori. Anche nel quartiere periferico della Zisa la loro presenza è stata salutata con favore,
fra i giardini monumentali dell'omonimo castello frequentati dalle famiglie. Catania, il Tribunale Civile ha condannato al risarcimento di 380.000 euro il cacciatore che nel 2019 aveva ferito all'addome dopo una lite un cittadino di Belpasso che era stato svegliato dal rumore dei colpi di fucile. Oltre alla vittima rimasta invalida per le ferite riportate, il risarcimento è stato esteso ai familiari. Parliamo del meteo adesso perché sicuramente è una situazione instabile quella che colpisce anche la Sicilia con folate di vento che sfiorano i 50 km/h, cielo coperto e in alcune zone anche pioggia abbondante. Secondo gli esperti Capodanno sarà tra i più freddi degli ultimi anni. Francesco Loi. Il giorno dopo Santo Stefano, mezza Sicilia è in allerta gialla. Il vento si fa sentire, con folate vicine ai 50 km/h. In poche parole, si vola. Sì, esattamente, si vola, ma noi non temiamo freddo, viviamo a Milano, per cui teniamo duro. In qualche modo ci piace, ecco, perché porta dell'aria fresca. Qui siamo a Siracusa, vento forte, mare mosso e temperature basse. D'altronde è inverno e dovrebbe essere la normalità, anche se da queste parti al freddo non ci si abitua mai. Lo accettiamo ben volentieri, non siamo preparati come i siciliani, però va bene così. Che stando sempre qua, magari fanno 14 gradi, per noi è già freddo. Ma la domanda a cui tutti vogliono una risposta è: che tempo farà a Capodanno? Come vediamo in queste mappe del CNR Lamma, l'ultimo giorno del 2025 potrebbe piovere, soprattutto nella fascia orientale dell'isola, ma l'1 dovrebbe splendere il sole. Sul fronte temperature, per gli esperti sarà uno dei capodanni più freddi. Le minime si aggireranno nella notte di San Silvestro attorno ai 4, 5, 6 gradi in pianura e le massime non oltre i 10-12 gradi, quindi farà un po' più freddo del normale. Comunque i concerti in piazza dovrebbero essere salvi, anche se forse è ancora presto per dirlo. Si sa, il tempo cambia in un batter d'occhio. Copriamoci bene, altrimenti ci ammaliamo tutti. E a proposito di maltempo, crolla un muro nei pressi del cimitero di Enna, un muro di contenimento che è crollato nella piazza antistante l'ingresso principale del cimitero. L'episodio, secondo le prime valutazioni, sarebbe appunto riconducibile alle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio in queste ore. Rimaniamo in Sicilia per il periodo delle feste perché boom di turisti a Palermo fra Natale e Capodanno. Oltre 115.000 passeggeri in transito nell'aeroporto, una buona metà resta in città, in media 3 giorni. Maglio Viola. L'allarme sicurezza che tanto preoccupa la città di Palermo e gli operatori economici non sembra invece spaventare i turisti. Superato lo stereotipo di Palermo e mafia, la città non viene più considerata né violenta né insicura. Lo testimonia il boom proprio di turisti nel periodo delle feste. I dati dell'aeroporto parlano di 115.000 passeggeri in transito fra Natale e Capodanno, esattamente dal 22 al 28 dicembre, quindi non ancora per il primo dell'anno. C'è una crescita significativa del traffico internazionale superiore al 20%, mentre diminuisce il traffico domestico, ovvero quello italiano, ma solo del 5%. A fronte di questi dati anche gli albergatori mostrano un trend di cambiamento. Si arriva dal 22 dicembre prima rispetto agli anni passati. I dati di Federalberghi parlano di occupazione media del 50% nelle strutture di Palermo e provincia e di una permanenza media di 3 giorni dei turisti che arrivano in questo periodo. Le presenze però crescono dal 28 dicembre in poi con l'avvicinarsi di Capodanno, quando gli alberghi faranno registrare il tutto esaurito. Sono i primi segnali di destagionalizzazione che però si accompagnano con la crescita delle tariffe medie del periodo. La città viene ancora percepita come sicura e vivibile e questo è testimoniato dalla permanenza media di 3 giorni che mostra anche quella un trend in crescita. Rimaniamo sempre in tema festivo e andiamo a tavola perché la crescita della sensibilità ambientale e sociale ha visto l'84% delle famiglie italiane portare in tavola nel giorno di Santo Stefano gli avanzi della vigilia e del pranzo di Natale. Rimane ancora alta però la quantità di cibo che viene buttata via, come ci racconta Orazio Longo.
Il rito degli avanzi a tavola sembra ormai essere diventato un punto fermo delle abitudini alimentari del nostro paese. In particolare nel periodo delle festività si alza l'attenzione verso la tematica dello spreco alimentare. Secondo uno studio Coldiretti XE, l'84% delle famiglie ha mangiato nella giornata di ieri, Santo Stefano, quello che non aveva consumato tra vigilia e pranzo di Natale. Ma nonostante le buone intenzioni, rimane ancora altissima la quantità di cibo buttata via, visto che solo nel 9% delle case si è riusciti a consumare tutto quello che si era preparato. Le pietanze che finiscono nella spazzatura, stima Coldiretti, valgono circa $500 miliardi. Secondo l'analisi fatta su dati dell'osservatorio Waste Watcher International, ogni italiano butta 556 grammi di cibo alla settimana nel cassonetto. Nella top 5 dei prodotti più sprecati figurano la frutta, la verdura, il pane, le insalate e poi cipolle, aglio e tuberi. Si getta via più cibo al sud che non al nord, nei comuni medi più che nei comuni grandi, nelle famiglie senza figli rispetto a quelle con figli. Tra i comportamenti antispreco suggeriti, regole basilari come quella di congelare i cibi che non si intendono mangiare subito, mangiare prima il cibo deperibile, calcolare bene le quantità quando si è ai fornelli. La speranza allora è che tra sobrietà e buona volontà, tutorial e blog su come riutilizzare gli avanzi, si possa far meglio a partire già da Capodanno. L'acqua che non c'è è l'acqua che viene pagata 2 volte. Paradossi siciliani che fotografano una situazione ancora fortemente critica nel settore del rifornimento idrico, come hanno scritto anche i giudici della Corte dei Conti, di cui ci parla appunto Orazio Longo. L'acqua pagata 2 volte, il paradosso potrebbe essere tutto siciliano, considerando la grave crisi idrica che ormai da anni ha superato la soglia dell'emergenza, diventando cronica. La polemica nasce con il servizio idrico agrigentino. AICA, l'azienda idrica locale, ha inviato una lettera a Siciliacque, la società partecipata della regione e controllata da Italgas, che fino al 2044 gestirà sul territorio regionale il servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione dell'acqua potabile, occupandosi della distribuzione idrica, dalle grandi infrastrutture alle condutture di competenza degli ATO, per chiedere quanta dell'acqua che viene inviata nel territorio agrigentino provenga dal dissalatore di Porto Empedocle. Non è ammissibile, scrive AICA, che una medesima produzione idrica finanziata con risorse pubbliche regionali venga ulteriormente fatturata, generando una duplicazione del corrispettivo. Una questione da verificare e che attende risposte, sollevata anche da Legambiente Sicilia, che chiede di sapere quanta acqua ha prodotto il dissalatore di Porto Empedocle. I magistrati contabili intanto, nel referto sulla gestione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico, sottolineano come siano ancora scarsi i progressi nella gestione delle criticità tecnico-impiantistiche, con specifico riferimento all'elevatissima percentuale di dispersione idrica totale in distribuzione, calcolata nel 51,6%. Ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Torniamo in studio con lo sport, il calcio e la vittoria al Barbera del Palermo che batte Padova per 1-0 nella 18ª giornata del campionato di Serie B. Assegno per i rosanero Poyan Palo, e grazie a questi 3 punti il Palermo chiude il 2025 al 4º posto in classifica. In Serie B adesso il Catania si gode il primato e le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani, in Serie C ovviamente. Ai giocatori più utilizzati finora Toscano conta di aggiungere qualche altro protagonista, anche attingendo dal mercato. Bruzzaniti sempre più vicino, come ci racconta Marco Carli. Gruppo compatto, con alcuni giocatori che sono quasi sempre presenti. Come in ogni buona squadra che si rispetti, il Catania può contare su alcuni elementi che rappresentano la colonna portante per minuti giocati e prestazioni. Il primo di tutti è Dini, l'unico che ha giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. I dati parlano chiaro e sono ultra noti: migliore difesa e un intero girone senza subire gol in casa. Tanto merito del portiere, ma l'asse si completa con Di Gennaro, protagonista al centro della retroguardia. Una sola gara saltata per squalifica, l'ultima. Le ha giocate tutte Casasola, sostituito in soli 4 match. La retroguardia vive anche di un altro giocatore divenuto una certezza come Celli, anche lui fra i più impiegati in assoluto.
Dal pacchetto arretrato nascono tante fortune, così come dai giocatori d'attacco. Forte e Lunetta sono gli esempi migliori. Gol e prestazioni, mentre altri attendono di dare il loro contributo al meglio, come Rolfini. Il girone di ritorno potrebbe essere quello della sua consacrazione. Il giocatore ha già fatto vedere buoni colpi e aveva anche segnato nella partita di Potenza. Il gol gli è stato poi annullato ingiustamente. Lì davanti, nella batteria dei trequartisti, potrebbe anche arrivare il primo squillo di mercato. La speranza è di avere Bruzzaniti già per Foggia. Vedremo. Apertura ufficiale delle trattative il 2 gennaio. Squadra da domenica di nuovo in campo per allenarsi in vista del primo impegno del 2026 che Telecolor trasmetterà in diretta. E dopo la pausa natalizia, Siracusa e Trapani riprendono gli allenamenti. Domenica tocca agli azzurri, lunedì 29 ai Granata. Sentiamo Sergio Colosi. Delle altre due siciliane di Serie C, la prima a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti sarà il Siracusa, domenica prima seduta per gli azzurri. Il centrocampista Ba piace al Cosenza, che però difficilmente accetterà le richieste economiche del club aretuseo. Il prossimo 4 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno, Siracusa al De Simone contro la Salernitana. Negli ambienti sportivi cittadini si parla delle dichiarazioni del presidente Ricci, che in una lettera aperta ha annunciato che farà fede agli impegni assunti. Rimangono però dubbi e incertezze sul futuro societario, alimentati dalla penalizzazione in arrivo da 4 a 6 punti. La classifica rimodulata è un tema caldo anche per il Trapani. Da lunedì 29 stop alle vacanze dei Granata, attesi da novità di mercato. In partenza i calciatori più richiesti per ridurre il monte ingaggi, come stabilito da Antonini. Alla ripresa del campionato il 4 gennaio il Trapani ospiterà il Casarano. Difficile ipotizzare oggi con quale formazione, perché il 2 aprirà il mercato e c'è chi potrebbe non tornare più in città. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, a tra poco. Prima di chiudere ancora una notizia, perché domani a Monreale sarà una giornata dedicata all'incontro e alla cultura della legalità. Nasce infatti MAS in memoria di Massimo, Andrea e Salvo, i 3 ragazzi che furono uccisi a Monreale l'estate scorsa durante una sparatoria. MAS è anche un modo per ricordare la memoria, l'amicizia e la speranza. Questa era l'ultima notizia, il TG finisce qua. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata su Antenna Sicilia. Arrivederci.